trovato particolarmente interessanti queste giornate, queste prime 2 giornate di questo percorso formativo per la Polizia Locale. Come ho già avuto modo di dire, sarebbe stato interessante che questi spunti fossero stati colti anche dagli amministratori, ecco, in modo da poter dare anche a noi operatori delle indicazioni precise, delle progettualità sul cosa fare. Detto ciò, è più vero che noi viviamo in una realtà che è quella appunto del Polesine, dove marginale rispetto ad altre realtà ben più importanti così, però ho trovato degli spunti veramente interessanti che avrebbero potuto, fatte le debite proporzioni, essere applicati anche per l'appunto nelle nostre realtà. Realtà che come è noto sono costituite per lo più da piccoli comuni, dove non sempre c'è un comando, per cui diventa difficile dare corso a delle progettualità o delle operatività sul campo che sono difficili da applicare, anche perché è evidente che dove non c'è un comando, dove la polizia locale è portata avanti da un unico agente, diventa evidentemente difficile, perché una volta sbrigate le pratiche ordinarie rimane ben poco e giustamente vuol dire spazio e tempo per cose, per progetti o per altri interventi. Come ora l'esigenza che mi sento di dire, il consiglio che mi sento di dare in modo attuale è quello proprio di ripetere anche queste tematiche, anche perché dopo, sviluppando magari le stesse, si possono trovare anche risvolti pratici e più dettagliati, ecco, da applicare poi nelle singole realtà dove noi operiamo.